c'è la luce, c'è la luce. C'è la luce. Allora, io Davide, innanzitutto come stai vivendo questo festival di Sanremo? Ti faccio un complimento sincero, perché ho visto sul palco dell'Ariston un ragazzo che avevamo lasciato durante le tappe anche del Battito, di radio, giovane, quindi anche un po' timido. Sul palco dell'Ariston te li vedo, hai avuto lo sviluppo, cosa si dice? Sì, ho raggiunto la pubertà. Improvvisamente ti ritroviamo, come dire, maturati tantissimo, cioè è la dalla terra di questa. Ma se sì, in cosa consiste il fatto? Diciamo che forse è più una terapia che ho fatto da solo su me stesso che mi ha portato anche dalla terra, nel senso che probabilmente se fossi rimasto ancorato al mio stato compositivo precoce, se vogliamo, 2 anni fa magari non ci sarebbe stata la stessa possibilità che fortunatamente mi è stata data, perché poi oltre agli anni, insomma, a Sanremo, la sua direzione d'orchestra, lui in realtà mi ha prodotto tutto il disco e la storia credo che non finirà qui. Tra l'altro Lucio Dalla si è veramente sperificato in loro, che aperti di Lucio Dalla, uno che ha una carriera di quasi 40 anni sulle spalle, non c'è peso, figlia di tutti. Infatti devo dire che fa l'effetto di legittimazione, cioè legittimo quello che è un percorso che io sto cercando di affrontare, di un movimento forse un po' in deflazione, tra l'altro lui l'ha portato ai fasti, lui in particolar modo come tanti altri, insomma, quindi È uno merito italiano, forse è fondamentale. sicuramente fondamentale anche per me, perché io da piccolo combattiavo radio, tra il mare, invece il disco omonimo che aveva quello con i berrettini sul primo piano quell'anno che faceva, per cui Quindi rientrava anche nei tuoi ascolti in qualche modo. rientrava anche nei miei ascolti il fatto di essere entrato io adesso nei suoi di ascolti, ecco, non può che farmi piacere legittimarlo. Senti, mi racconti il primissimo approccio con Lucio Dalla? Il primo, in assoluto. Email, telefonate, sms, cosa? Chiama incontro fortuito? No, il primo è stato un incontro fortuito che c'è stato al Teatro Tenda nel corso del Work in Progress che fece con De Gregorio e ebbi la fortuna di incontrare prima che si esibisse e insomma mi avevano spiegato che stava provando a dare da Poli, ci e lui la cosa divertente è che si crea una specie di siparietto di incomprensione, perché lui mi ha presentato ai suoi collaboratori come guardate ragazzi, questo è quello che ha vinto Amici quest'anno, no, sono arrivato terzo, lui mi ha detto terzo anche a me, Ma appunto, così vincitore, mi viene in mente che tu alla fine, quel teatro al Festival di Sanremo più che altro, tu sei già vincitore, tu sei già un vincitore con una canzone. quindi ora non posso che essere vinto. No, per forza, ci mancherebbe. No, un conto è arrivare appunto con una propria canzone però interpretata da altri. Qui arrivi con un altro progetto, diverso, quindi perché mai potrebbe anche darsi, L'altro percorso analogo è successo tanti anni fa con un signore che si chiamava Lucio Battista. Chi? Lucio Battista, Sì, vagamente. non dice niente. Ma sai, di quello così, Si mi sfuggì. vagamente. Cioè, se pensi veramente che lui all'inizio faceva l'autore per gli altri, E poi invece è diventato un grande interprete. è diventato il più grande interprete di se stesso, perché gli altri vanno bene, ma lui È resta. uno che è anche molto spontaneo, soprattutto nell'ultima parte della sua carriera. Tu sei già sperimentato, cioè diciamo che Io sto sperimentando senza, cioè, nel senso che già la canzone di Sanremo è una cosa che uno non si aspetta da guardare di Carone, per quanto ci sia la presenza di Lucio Dalla, penso magari ci sarà anche collegata a un certo tipo di canzone, invece ti racconta una storia d'amore anche impegnata, cioè adulta, un amore nei confronti della prostituta che si cerca di tirare via dalla strada, perché uno però dare l'amore con la maestra anziché con un mercenario, insomma è una storia impegnativa. sì, è una storia impegnativa che io credo
proprio quelli iperimpegnati che si capiscono da soli. Io credo che l'importante sia arrivare alla gente dicendo qualcosa, cioè, altrimenti credo che sia inutile. Sì, comunicare qualcosa, possibilmente in maniera comprensibile al più ampio raggio possibile. Dopo questa presenza al Festival di Sanremo, tu questa sera diventerai con Nenzlanger, che tra l'altro ieri pomeriggio è stato nostro ospite qui sul track di Radio Norba. Domani sera invece li duetti con Gianluca Grillo, che dicevo che sei No, domani però inizio e in teoria in questo momento mi rinnovatamente ottimista. Domani ci dovrebbe essere Gianluca Grillo. poi spero di stasera prossimo. Quale c'è? Al massimo me ne vado in Danimarca insieme, se mi liberano domani vado in Danimarca. Fine settimana in Danimarca. Faccio il fine settimana in Danimarca. Va benissimo, ma dopo Sanremo che è la cosa fondamentale per cosa c'è, perché arriva l'album, non hai altri racconti. Ma infatti per me Sanremo è il viatico per quest'album, cioè quello che sto cercando di fare io è concentrare tutte le mie energie sull'album, perché poi è quello il fattore che resta, soprattutto che potenzialmente deve restare, io cercherò insomma di far sì che resti. Poi è la musica che decide, il pubblico che decide. Anche nell'album c'è la voce nessuno, si sa. Lui è stato il produttore, per cui in qualche modo ha dallizzato il suono. Per quanto lui sia stato molto sensibile, nel senso che non ha toccato la fase compositiva, o almeno non in maniera evidente e invasiva. Però Ha rispettato anche le tue idee. le mie esigenze dallizzando il suono. Dallizzando, bene. Dopo aver coniato questo termine, Pier Davide, io ti ringrazio per essere stato nostro ospite. Grazie. In bocca al lupo per tutto. Attenti al Giusto. attenti. Giusto. Tu lo puoi dire. Io posso dire. Tu puoi dirlo. Ora posso dire. Adesso puoi dirlo. Grazie Pier Davide Carone, lo ascoltiamo con Nani insieme a Lucio Dalla. Senza